Ciao ragazzi, nuovo format, prenderò delle partite a caso online, giocate tra giocatori non grandi maestri, e le cercheremo di analizzarle per capire che mosse possono essere giocate. Col bianco abbiamo un giocatore da 2137 punti sull'ICS e col nero 2048. Diciamo che in generale il punteggio di l'ICS è un pochettino pompato rispetto a quello della realtà, ma comunque sono due giocatori che se la giocano mica male. Andiamo a vedere un pochettino com'è qui la situation, c'è pressione su questo punto D tramite cavallo, alfiere e inoltre il nero minaccia di catturare questo cavallo che al momento protegge questo pedone. E a seguito di questa cattura costringerebbe essenzialmente il bianco a catturare il pedone distruggendo la propria struttura pedonale. Però ora tocca al bianco che deve inventarsi qualcosa. Che si inventa? Così su due piedi l'unica cosa che mi viene in mente è cercare di spostare in qualche modo questo pedone. Alfiere 2 non mi sembra proprio il caso. Cioè alfiere 2 non mi sembra il caso. Esatto, di 5 è la mossa secondo me più corretta. Adesso vediamo un po'. Esatto, c'è questa. E adesso sì che c'è alfiere 2. E ora sì che c'è alfiere 2. Ok, teniamo conto che il nero è un po' in ritardo di sviluppo, ancora il cavallo sulla casa di partenza, il re è al centro, quindi ci possono essere sacrifici. Ora se cattura... tra l'altro c'è sotto anche l'alfiere, quindi alfiere 2 secondo me è obbligato. Secondo me il bianco sta cercando di vedere se c'è una sorta di matto di legal con sacrificio di questo tipo, sacrificio di donna, ma non ce ne sono. Ehm, Scacco? No, l'ha fatto davvero, ragazzi. L'ha fatto davvero. L'ha fatto davvero. L'ha fatto, ripeto, l'ha fatto davvero. Bella. Sei stato molto coraggioso. Allora, tac, scacco, B5. Tac, scacco di donna, B5, sacrificio di cavallo. Carino, carino, carina, 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 carina. Hai capito? Hai capito il bianco come se la gioca? Se la gioca di bestia, se la gioca di bestia. Fatto sta che ora c'è sempre un problema con questo cavallo F3. Sì, sì, il bianco comunque ha questo vantaggio di... non so se riuscirà a sfruttarlo, eh. A questo punto, se stai giocando in modo così aggressivo, io ti direi, ma fatti impedonare su F3 e chi se ne frega. Il problema è questo alfiere. Dove lo piazzo? Dove lo piazzo? Allora, no. E in E2 così hai perso tutta l'iniziativa. Cavallo in F6 e alla prossima rocca. Oddio, non è che questo arrocco sia molto sicuro, però tra l'altro con H3 costringe a cambiare l'alfiere. Cambio, cambio, si alleggerisce la posizione e si entra praticamente quasi in un finale con struttura pedonale assolutamente superiore per il bianco rispetto a questa del nero dove ha tre isole di pedoni dove i pedoni centrali, oddio, te li raccomando. Quindi sì, essenzialmente se il bianco entra in un finale va bene per lui. Spinge H3, cambio, cambio, cambia tutto, entra in un finale che lo vinci. Dai, 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 dai. C'hai una struttura pedonale superiore, bravo, cambia, cambia. Dai, non è che hai altre possibilità con questo alfiere. A meno che non mi stupisci con una mossa incredibile. Ok, va bene. E sta cambiando tutto. E niente, bisogna cambiare qui. Qui bisogna cambiare. Bisogna cambiare oppure donna G3. Donna G3. Ah,
Donna G3. Sì, non è male. Donna G3, buona, buona Donna G3. Non può giocare torre di 8 poiché segue l'alfiere qui. Poi c'è anche un bellissimo avamposto per l'alfiere qui. Non è male, non è male. Adesso si punta su questo, vedi, questi due pedoni centrali erano una debolezza, adesso il bianco li può puntare con torri qua, alfiere qui, il che costringerebbe il nero a creare questa struttura pedonale che va a chiudere il proprio alfiere rendendolo cattivo. Vediamo un po' cosa si inventa il bianco. Vabbè, dai, una torre su colonna, su questa colonna ci vuole, eh. Torre, torre, torre. Buttagli sta torre, dai. Cos'altro vorresti fare adesso? E dai, eh. Non ci sono altre alternative. E questa. E questa che bisogna fare. Oh, bravissimo. Ok. Vabbè, alfiere F4. E si cambia. Cambia. Bisogna cambiare tutto qui. Attenzione! Che aggressività! Che aggressività! F4. Attenzione. Attenzione. Ok. Ok. Ed F5. Ci abbiamo ancora quella. E5. No, questa è sbagliata. Questa secondo me. Questa secondo me non è delle migliori. Oddio, c'è un alfiere chiuso, eh. Dopo la valuto al computer E5 perché non l'avrei giocata onestamente. Però vediamo poi come si evolve la situation. Ma sta qui, sta mossa qui, non lo so. Non lo so, non lo so. Perché adesso c'è la minaccia comunque dell'alfiere e si minaccia chiaramente anche la cattura di questo pedone tramite torre. Ok, ha catturato, ora c'è la minaccia sull'alfiere che si deve spostare. O indietreggia o va, ok, indietreggiato, o poteva andare in H4, ma oddio, va bene. Questo pedone controlla saldamente queste case che possono essere occupate. Adesso onestamente stavo vedendo qualche mossa degna di nota, tipo un cavallo qui e poi qui non sarebbe male per nulla, proprio per nulla. Cavallo E4 che va torre qui, torre di 6, ok, sfrutta questo avamposto. Tra l'altro no, ho visto che il bianco c'ha anche quest'altra torre. Mamma mia, che ritardo di sviluppo per il nero. Che grande ritardo, ragazzi. Il problema di avere il re al centro. È stato molto audace il bianco. Ha giocato bene, aggressivo e ha punito il fatto che il nero c'ha il re al centro. Ok, cerca di fare qualsiasi cosa pur di arroccare. Questo cavallo, tra l'altro, non è che è proprio scemo da qui, eh? In F5 non è proprio scemo il cavallo lì. Lo catturerà? Eh sì, cattura, cattura. Ok, attacco doppio, bello, molto bello e si minaccia chiaramente torre per E6. E qui se fossi il nero abbandonerei. Se fossi il nero un pochettino abbandonerei. Un pochettino, dai, non ci sono tante risorse a tuo favore. C'è donna G5 che ti tiene salvo qualche secondino in più, ma non so quanto.
A meno che il nero non è una di quelle persone scorrette che quando sta perdendo lascia scorrere il tempo. Però dai, qui è proprio una di quelle posizioni ingiocabili, ingiocabili. Qualsiasi cosa accade, questa posizione è ingiocabile. Dai, non fa scorrere il tempo, fai la persona onesta col tuo avversario. Sii un giocatore sportivo, riconosci che il tuo avversario era più forte, anche perché è veramente più forte di te di 100 punti. E niente, il nero ci pensa, ci pensa. Chissà se sta cercando un lampo di genio, ma credo proprio che il lampo di genio non ci sarà. E niente, qui lascia scorrere. Ecco, questo è il brutto degli scacchi, ragazzi, che molti giocatori non sono sportivi, lasciano cadere il tempo. Ora, vabbè, 3 minuti non è che siano qualcosa di incredibile, però rompono le scatole. Vabbè, nel frattempo che questo lascia scorrere tutto il tempo. Ah, donna G5, vabbè. Donna G5. Penso che si possa fare anche donna per E6. Il re è costretto ad andare in F8. Torre in F1. Vabbè, dai ragazzi, qui non c'è manco da parlare. Cioè, non c'è neanche da parlare. Tanto non ce l'ha il tempo il nero di farti lo scacco. Scacco, 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 scacco. E qui c'è il matto. Qui c'è il matto. No, non è matto. Non è matto. Tac, 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 tac. Vabbè, adesso ce la vediamo in diretta. Torre F1, Re G7. Ah no, sì, sì, si scende con la donna. Si scende con la donna ed è matto. No! Perché questa mossa? No! Perché questa mossa? Ripeto, perché questa mossa? Vuoi che lo ripeto? C'è la torre F1. Vabbè, la puoi ancora giocare. Torre F1. Matto. Mattizza. Yeah. Ok, aspetta che analizzo un attimo la posizione, che ci sono stati alcuni punti che erano carini, secondo me. Alcuni punti che erano carini, tipo, ecco, questa spinta qui di 5. Questa è stata intrigante. D per E6, mizzica, qui c'è voluto molto coraggio. Ok, alfiere E2 dice che tutto sommato non è male. Ok, qui c'è stato il mega cambio. Donna G3, ok, era la migliore. Donna E7. Ok, alfiere F4. E qui, eh sì, qui la migliore era alfiere F4. Però anche F4 non è male. L'alfiere si ritira. E5, E5 era la più forte. E5 qui era la più forte. Bella. È stato bravo il bianco a vederla perché non era una mossa che... Eh sì, molto forte, molto forte. Cattura, ok. E qui niente, qui bisogna fare la manovra di cavallo in E4. Cavallo in E4. Cavallo in D6, dice il computer. Oh, cazzarola, qui ha perso un sacco di punti. Con questa manovra qui è passato da un vantaggio di più 13,7 a un vantaggio di più 7,3. Mentre col cavallo continuava a tenere il vantaggio. Va bene, questa mossa è bella, donna H3 è stata molto bella, eccetera. Qui poi... E qui c'è appunto torre F1 subito. Vabbè ragazzi, chissà magari queste persone qui fanno 20-30 partite a serata, ci sta che perdono un po' di lucidità. Vabbè dai, è stata una partita carina. Fatemi sapere ragazzi cosa ve ne pare di questo format, che lo posso assolutamente riproporre. E niente, spero che come al solito questo video di oggi ti sia piaciuto. Ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni.
e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!